Io faccio di mestiere il ricercatore e di solito parlo delle ricerche che ho fatto, non parlo al buio su argomenti su cui non ho fatto ricerca. Ho cominciato a lavorare nel 1955, quindi sono 60 anni, quasi 70 che lavoro, e mi risulta difficile ragionare, per esempio, su una realtà come questa dove non ho mai fatto ricerca. Qualcuno dei miei è venuto tanti anni fa, quando qui a Natisone, intorno a Natisone, si era creato un distretto della sedia, qualcuno lo ricorderà, e valorizzammo come Censis quel distretto, lo mettemmo insieme ad altre realtà distrettuali italiane, ma della montagna e della Carnia non ci siamo mai occupati, né io mi sono mai occupato di questo argomento. Però devo essere tranquillo da questo punto di vista, parlo per una esperienza di ricerca anche sulla montagna molto ampia. Io parto da quando ho cominciato a lavorare, nel 55-56, le prime ricerche che facemmo furono quelle sulle aree interne del Mezzogiorno, cioè la montagna meridionale. Credo di averle fatte tutte le montagne del Mezzogiorno, della Sardegna, della Sicilia, della Calabria. E a quell'epoca naturalmente c'era un atteggiamento che ritorna anche oggi, di distinzione fra la pianura e la montagna, fra la realtà effettiva di uno sviluppo industriale urbano e la montagna. Una specie di rottura della relazione, che è uno dei difetti principali di questo paese. Questo paese, quando c'è un problema, rompe la relazione fra città e campagna, fra montagne e città, fra periferie urbane e centro urbano. Uno che vive a Roma sa che non c'è relazione fra il centro di Roma e le borgate romane. Si rompe la relazione. Per certi versi, la stessa vicenda che è stata indicata negli ultimi anni dell'Italia rancorosa e incattivita è un'Italia che ha rotto la relazione, che ha rotto le relazioni. È l'Italia che giustamente non correttamente in termini di conseguenza, è l'Italia che è stata governata dall'idea del vaffa. Il vaffa è la rottura della relazione. Noi stessi, anche io, quando qualcuno mi dà fastidio con la macchina in una curva o in un incrocio, gli dico il vaffa e rompo la relazione, non te voglio più parlare, non te voglio più vedere. L'Italia ha avuto questo ed ha dentro di sé questa idea che se c'è un problema non si fa relazione, si rompe la relazione. E il rapporto con la montagna è stato anche questo. È stato anche questo di distinzione, non di rottura di relazione brutta ed emotiva, no, di culturale. Quando io ho cominciato a lavorare, la montagna era l'osso, la pianura era la polpa. E tutti noi che abbiamo studiato il Mezzogiorno, l'Italia, il mondo, e abbiamo girato il mondo per fare cultura dello sviluppo economico, abbiamo avuto sempre questa idea che bisogna distinguere fra polpa e osso. Con il sottotaciuto pensiero che in fondo era più importante la polpa, perché nella polpa si poteva fare sviluppo, si poteva fare irrigazione, si poteva fare trasformazione urbana, si poteva creare il nuovo, mentre nell'osso ci facevi nulla. Tra l'altro questa idea della polpa e dell'osso fu un'idea di un grande economista agrario, Manlio Lossidoria, che in effetti ha insegnato a tutti noi questo tipo di rapporto dialettico fra polpa e osso. Con l'andare del tempo mi sono convinto che questo rapporto dialettico non è corretto, che questa distinzione, questa separazione fra montagna, area interna, area depressa e area sviluppata non funziona. Non funziona perché tende ad allontanare le due cose, non tende a collegare.
Nessuno di noi, ad esempio, me compreso, nel corso degli anni fra l'Osso e la Polpa, fra una montagna calabrese e la costa calabrese, ha cercato di terrazzare in termini concettuali, cioè cerchiamo di articolare il discorso, non mettiamo troppo in confronto l'Osso, la Polpa, la montagna e la costa. Non l'abbiamo fatto, abbiamo accettato questo tipo di realtà. Che sono due mondi diversi. La stessa Costituzione italiana, quando ha detto le leggi devono favorire la montagna, eccetera, eccetera, dà questa idea, diciamo così, di amore magari per la montagna, di attenzione alla montagna, ma che è una cosa diversa da noi. E se è diverso è difficile che si riesca a fare integrazione e si riesca a fare politica comune. Se non si ristabilisce la relazione fra l'area di montagna e l'area di pianura, fra la città e la campagna, fra la città e la montagna, non si fa nulla. Non c'è nessuna politica per la montagna che non sia quella di una politica che stabilisce un continuum di rapporti economici, sociali, culturali fra montagna e realtà urbane e pianura. Non ci si fa. Per cui noi restiamo ancora con questa realtà dentro la testa che la montagna è un oggetto di intervento, è una realtà minore, meno importante, è un osso, noi invece abbiamo la polpa e sulla polpa lavoriamo. Pensate ad esempio, in questo periodo sto lavorando sul terremoto Marche-Umbria di 2 anni fa e uno va e trova che sull'osso non si vuole fare più nulla. Tutti a cercare di capire come attrezzare la costa, cioè la polpa marchigiana, a recepire o accompagnare una rinascita, oppure non una rinascita, ma insomma mettere una toppa all'area terremotata. Tutti noi ci scateniamo su un'area metropolitana, su una grande pianura, sul Tavoliere della Puglia o sulla Padania in qualche modo, però sull'osso non sappiamo far nulla, lo lasciamo isolato. Nei fatti non è così. Nei fatti non è così, perché poi alla fine un sistema, un corpo umano, banalmente, è fatto di polpa, è fatto di ossa. L'Italia senza l'Appennino non sarebbe più l'Italia, ma non reggerebbe. L'Italia senza l'Appennino che gli fa da scheletro non reggerebbe. E non lo dico perché sono uomo d'Appennino, almeno di famiglia appenninica molisana. Lo dico perché l'ho visto costantemente. Lo dico perché negli ultimi 6-7 anni, quando abbiamo avuto la crisi più forte che l'Italia abbia avuto negli ultimi 50 anni, quando abbiamo detto è una crisi quale quella del 29, non saremo più gli stessi, è devastante, noi abbiamo coperto questi anni con una reazione che è stata una reazione contadina e montanara. Grande sobrietà, grande tenacia, grande controllo dei comportamenti, grande controllo dei consumi, grande voglia di sopravvivere. Con un ritmo anche della vita quotidiana che è ritornata minimamente meno affannata, meno urbana, potrei dire, di quanto noi pensavamo. Cioè ha vinto uno scheletro contadino, ha vinto lo scheletro transitivamente appenninico, ha vinto cioè lo spirito di montagna, anche nel periodo in cui la polpa sembrava devastata dalla finanza, devastata dalla crisi, devastata. Perché è successo questo? Perché alla fine, oggi, dopo tanti anni in cui la montagna era un oggetto
un oggetto da amare, un oggetto da temere, un oggetto diverso da noi, un oggetto che ti può portare una bella panoramica, una bella gita in montagna, ti può portare l'alluvione, l'erosione del terreno. Perché questo rapporto che noi abbiamo coltivato in maniera colpevole, ritengo io, l'ho fatto anch'io, quindi lo posso ammettere, questo rapporto di alterità, anche se di affetto, anche se di produzione legislativa, anche di finanziamento, ma è diverso. E perché a un certo punto qualcosa sta cambiando in questa società. Non soltanto perché gli ultimi anni hanno visto una reazione alla crisi, una reazione non fatta dalla polpa, perché poi la polpa urbana o la polpa di pianura è fatta molto spesso di gente ormai agiata, di gente che non reagisce alla crisi, gente che è abituata male, diciamoci la verità. E invece la realtà degli ultimi anni finisce per creare una situazione relativamente diversa. I dati degli ultimi anni fanno sì che uno dice, ma in fondo i redditi della pianura non è aumentato più di quello della montagna. Anzi, il reddito medio è 26-27 mila euro in montagna, in genere 32, non è lontano, ma se uno pensa alla realtà anche di una provincia, di una regione come la nostra, tutto sommato stiamo lì. Anzi, in qualche modo è più alto. È più alto il tasso di laureati che lavorano in montagna, nei comuni montani. È praticamente più alto il livello di occupazione. I dati base su cui chi fa il mio mestiere deve lavorare, quanti occupati ci sono, quanto reddito c'è, quanti laureati ci sono. La montagna negli ultimi anni ha avuto, su questi tre patrimoni, su questi tre indicatori, ha avuto uno sviluppo notevole. Lo stesso spopolamento è caduto, non per il Friuli Venezia Giulia, che è la regione che ha avuto nelle zone montane il livello più alto di spopolamento, il 4% nel decennio, ma in genere in Italia, se vai a vedere i dati, tu hai una realtà in cui non c'è stato quello spopolamento che si era preannunciato, c'è stato un assestamento. Allora, se popolazione assestata, reddito praticamente uguagliato o quasi, livelli di studio praticamente uguali, se non addirittura migliori nelle aree montane, ma allora che cosa sta succedendo? Perché c'è questa ansia, questo problema di riprendere il discorso della montagna? Potremmo dire, vediamo un po' che succede nei prossimi anni, visto che gli anni della crisi, cioè il decennio che finisce adesso con il 19, il decennio della crisi non ha creato un'ulteriore accentuazione della crisi della montagna, anzi in qualche modo vediamo che c'è qualcosa di buono che sta nascendo. Che cosa aspettiamo? No? Può darsi che i processi spontanei tacitamente stanno portando a relative soluzioni, però non riusciamo a capire come si può fare ulteriormente il passo in avanti. Perché il meccanismo, lo sapete tutti, dice vabbè, siccome sono poveri, siccome sono lontani, siccome sono periferici, facciamo reti, facciamo infrastrutture. Le reti sono sempre, l'abbiamo visto negli anni, le reti sono sempre bionivoche, da una parte aiutano a restare nelle realtà locali, montane, da una parte aiutano a scappare via. Questo vale per le strade, forse non varrebbe per le reti informatiche e digitali, perché le reti informatiche e digitali invece sono capaci di far restare la gente.
però in montagna, in quasi tutte le realtà montane italiane, la rete veloce non c'è, o quasi non c'è. E questo va a scapito del professionista che vuole fare lavoro in remoto, cioè vuole lavorare magari a casa lontano dalla città, va a scapito dell'albergatore che non riesce a gestire le prenotazioni e i servizi, e quindi forse della rete infrastrutturale, la rete digitale è quella particolarmente più importante, mentre le reti infrastrutturali tradizionali, su cui del resto abbiamo speso tanto e permettono oggi una agevolezza del rapporto con le zone. Insomma, ieri abbiamo fatto la strada per Conegliano e Spilimbergo, tutto sommato un'alternativa all'autostrada Venezia-Trieste, un'alternativa del tutto comoda, tranquilla. Invece ci abbiamo messo un quarto d'ora, 20 minuti in più, ma l'assetto infrastrutturale non è il problema. Il vero problema è, arrivo al punto che a me ritengo più importante, è la saldatura fra i due mondi. Fino a quando noi resteremo con la mancanza di relazione, cioè con un potere centrale, statale o regionale o provinciale, anche se la provincia non esiste più, e in mezzo non c'è nulla, se non c'è questa capacità di articolare, come ho detto prima parlando del Mezzogiorno, di terrazzare le responsabilità, le dimensioni, cioè arrivare da una politica delle infrastrutture digitali per avere la rete veloce fino al caso dell'azienda di 10 ettari di cui 7 stravolti dai cinghiali, mezzo un rapporto ci deve essere. Non ci può essere soltanto quando ci si vede, uno ricorda ma io ho l'azienda invasa dai cinghiali, e l'altro invece ma io sto lavorando sulla rete digitale. C'è diciamo così, un rapporto osmotico che c'è nella natura, perché poi nella natura lo vediamo, la regolazione delle acque, l'alluvione, il rapporto con la neve, il turismo montano, c'è il rapporto osmotico. Invece quando si tratta di ragionare sulle prospettive, sugli interventi, si articola sempre diversamente. La maggior parte di noi ragiona sempre: all'osso gli dobbiamo dare qualcosa, all'osso dobbiamo dare qualche provvidenza, al montanaro bisogna riconoscere il nostro amore, diceva un poeta. No, al montanaro non si riconosce nessun amore, al montanaro bisogna riconoscere la parità di vita in comune e garantire che ci sia un lento osmotico processo dalla montagna fino alla costa, fatto di pianure, di colline, di vallate, di regolazione delle acque, che ci sia un rapporto costante, non un rapporto una tantum, io colpo, mi occupo di te che sei ossa. Se non si crea questa, che appunto la voglio chiamare, questa dimensione intermedia, questa capacità anche, perché no, di mediazione, perché poi Davolio giustamente riconosceva che in questo momento, in questi ultimi 10-15 anni, noi non soltanto abbiamo rotto l'osso e staccato l'osso dalla polpa, ma abbiamo staccato tutto da tutto con la disintermediazione. Perché se non riconosco io potere centrale, non riconosco più il potere, il ruolo e la responsabilità del partito, del sindacato, della provincia, della Camera di Commercio, della comunità montana, ma io come costruisco i terrazzamenti intermedi di infrastrutture, di imprese, di università, come li costruisco? Facendo tutto da Roma, decidendo in modo disintermediato quello che è necessario. C'ho sui soldi, però poi alla fine non c'hai la dimensione intermedia. Noi abbiamo in questi ultimi 10 anni, e lo paghiamo con il rancore diffuso
che si è diffuso nel paese e noi abbiamo disintermediato. Ma chi ha pagato di più la disintermediazione sono state le periferie, è stata la montagna, non è stato, l'ha pagata anche il maggiore protagonista della disintermediazione, cioè l'ex presidente del Consiglio Renzi, ma non era poi solo lui ha pagato per una cultura che lui ha cavalcato, disintermedio, non voglio vedere nessuno davanti a me, voglio parlare direttamente col popolo. Poi ha perso lui e sono arrivati altri che parlano direttamente col popolo, ma sono comunque dei disintermediatori. E se un paese è disintermediato, trova soltanto il rancore, il populismo, la richiesta di aiuto, ma non ritrova la dialettica, la dinamica sociale, non ritrova coesione. La disintermediazione è l'effetto della rottura della relazione. La rottura della relazione significa che non c'è più relazione, non hai più coesione sociale, non hai più la capacità di dialogare con gli altri. In questo, tutto sommato, in tutti i miei 65 anni di lavoro, io nella realtà della montagna, nella realtà delle periferie urbane, io ho riconosciuto più capacità di dialogo, più capacità di mediazione che nei palazzi romani e probabilmente nei palazzi regionali. Perché alla fine chi vive la periferia, chi vive la montagna, ha bisogno lo sa, non è un'opzione come sarebbe per un romano che faccio l'opzione della mediazione o di andare a vedere che ne pensa la comunità montana Umbria 2. No. C'è oggi una cultura, non la cultura tradizionale un po' retorica, la cultura della tenacia, della laboriosità, della sobrietà contadina e appenninica e montanara, leviamola la retorica, ma c'è una cultura ancora oggi della mediazione, della relazione che le aree periferiche hanno al loro interno e che le aree periferiche pongono come esigenza. Questo tipo di logica di rompere la relazione, che viene da una disintermediazione dall'alto e che viene da un concetto tu sei l'osso e io sono la polpa, ha portato degli effetti duri. Il vero problema che noi abbiamo, noi che studiamo la realtà delle aree periferiche, è che c'è una marginalità nelle periferie. Oggi c'è più distanza all'interno di un'area povera fra un'area poverissima e un'area povera all'interno che fra l'area povera generale e poi la realtà italiana. Cioè le distanze interne alla povertà aumentano, le distanze interne alla marginalità delle periferie aumentano. Una periferia di Roma può essere più marginale di un'altra periferia di Roma, non rispetto al centro storico, vabbè, si può. Si crea questa polarizzazione stellare della povertà, per cui a un certo punto chi sta nella polpa non riesce più neppure a capire che c'è non una povertà, una marginalità, ma ci sono tante marginalità che alcune volte combattono fra di loro e si elitano fra di loro. Oggi il vero problema è l'aumento delle distanze di periferia. Non l'aumento delle distanze dalla periferia al centro, ma all'interno delle zone disagiate c'è una articolazione ulteriore di distanze. Ma questo perché, come capite bene, perché aumenta la dimensione del distacco dalla relazione. Non c'è relazione. Si formano degli enclave, quella della periferia urbana, che non avendo relazione con nessuno alla fine rompe le relazioni anche all'interno. E questo vado a finire perché ho parlato credo anche troppo, e questo è il problema che noi abbiamo.
un problema in cui la realtà della dimensione periferica della montagna può avere ancora oggi un aspetto normale e anche forse un aspetto di privilegio o di primato. Un aspetto normale perché, come ho detto all'inizio, se si esclude forse la dimensione dello spopolamento, Friuli Venezia Giulia c'è uno spopolamento più alto delle aree montane di tutto il nord, paragonabile solo alla Basilicata, quindi questo può preoccupare, però se si esclude questo problema del spopolamento, tutte diciamo così, gli asset fondamentali, istruzione, reddito, assetti territoriali stanno bene. Addirittura ci può essere un elemento ulteriore, nel senso che ci sono alcune realtà che possono essere ulteriormente sviluppate. Non ho idea di quello che è il dato sul Friuli Venezia Giulia, però le aree montane ormai gran parte delle aree montane italiane hanno aziende dentro i distretti industriali, dentro le logiche di esportazione, dentro le globalizzazioni. Molte aree montane, anche questa, hanno un rapporto con la cultura dei flussi che sta superando la cultura dei luoghi. Stanno dentro il flusso di esportazione, il flusso di turismo, i flussi di traffico. Molte zone montane non sono più fuori, non sono più dei luoghi belli magari, ma dei luoghi stabili, come l'Osso, belli ma stabili, ma inerti, stanno nei flussi. Il dato italiano è che il 18% dei comuni italiani di montagna stanno dentro un distretto industriale. Significa che c'è una cosa. Significa che la dimensione della qualità del fattore umano, la laurea, significa che c'è stata un'università che ha funzionato, che ha funzionato la scuola secondaria. Questo è un processo di qualità lento ma che si va affermando. Se noi avessimo una cultura della dimensione di rete e della dimensione intermedia e trovassimo non il fatidico momento facciamo la rete veloce, digitale, ma riuscissimo a trovare le stazioni intermedie della rete, non le stazioni tecniche, ma le stazioni anche culturali, chi ci lavora sulla rete. Se è soltanto un fatto tecnologico va bene, se è soltanto perché se arriva il turista in un albergo della carga e dice ma io ho bisogno di collegarmi in rete e l'albergatore non sa che dirgli, non sa neppure che cosa è. No, è chi ci lavora, se ci lavora il professionista, se ci lavora il tribunale, se ci lavora l'università, se ci lavora la catena di distribuzione, allora sì. E se ci fosse questa capacità di permeare della relazione di rete, il sistema di relazioni umane e professionali, allora potremmo fare il salto di qualità. Questo non vuol dire, perché l'ho citato 2 volte, che sono qui a indicare la strada della rete veloce come il vero problema dei prossimi anni. Lo è in tutta Italia, tutto il mondo. Anche nell'episodio di queste ore della firma a Roma del trattato con la Cina, il centro è chi c'ha in mano la rete iperveloce, quindi e la capacità di far tutto. Però senza parlare della Cina e delle trattative fra Cina e Italia o delle preoccupazioni americane su chi gestisce la rete delicata sul piano militare, informativo e strategico, noi possiamo dire noi oggi abbiamo un sistema di
montagna, ripeto, di aree marginali che hanno in qualche modo superato l'inizio della rottura delle relazioni, perché hanno relazioni di infrastrutture, relazioni culturali, relazioni universitarie, relazioni turistiche, relazioni industriali. Bisogna fare il salto ulteriore. Io ho cominciato dicendo, ma in fondo non è più la povertà dell'osso se il reddito uguale, il titolo di studio addirittura maggiore, l'occupazione addirittura maggiore, c'è qualche cosa che è cambiata. Non bisogna aspettare soltanto che quel processo lento che è avvenuto in questi anni continui, dobbiamo fare un passettino ulteriore. Il passettino ulteriore è quello di aumentare le relazioni, sia quelle fisiche naturalmente, attraverso il turismo, attraverso le infrastrutture viarie, sia quelle intellettuali, sia quelle di conoscenza, di lavoro in comune, sapendo che non sono figlie quelle relazioni di un rapporto di disintermediazione, non sono il potere che concede la relazione a tutti, perché concede la rete veloce a tutti o concede strade dappertutto o treni dappertutto, ma sono figlie di un processo di coesione, di formazione di un tessuto. Questo del resto chi ha vissuto in montagna sa che la vera qualità della vita sta nel tessuto, non sta nella capacità del singolo di essere diverso dall'altro, sta nel tessuto quotidiano. Ecco, se noi riusciamo a capire che la montagna ci ha insegnato per molti anni a fare tessuto quotidiano, che la montagna negli ultimi 10 anni ci ha permesso di superare, non lo dice nessuno, ma è vero, ci ha permesso di avere valori e comportamenti che ci hanno fatto superare una crisi come quella del 29 e non ce ne siamo quasi accorti. Beh, questo significa che abbiamo la tranquillità, ma al tempo stesso la responsabilità non di aspettare che altri facciano qualcosa per noi perché siamo l'osso da curare, ma che noi come osso abbiamo qualcosa da dire in termini di formazione di un tessuto complessivo, osso e polpa, della società. Grazie.